paura nella notte a Villorba, residenti svegliati da alcuni colpi d'arma da fuoco, una donna è rimasta ferita ad una gamba, forse un regolamento di conti tra clan di nomadi. Nella sala del commiato di Santa Bona l'addio a Giuseppina Lobrutto, la 62enne è morta nello schianto di Povegliano che il 22enne avrebbe provocato volontariamente, strazianti le parole del marito. Nasce a Treviso la sanità integrativa per pensionati e partite IVA, prima esperienza in Italia maturata dalla CISL dopo una lunga trattativa, anziani coperti fino a 85 anni in caso di non autosufficienza. Scossa di magnitudo 4 a Tolmezzo in Friuli, dove si è aperta oggi la 3 giorni alpina del raduno Triveneto delle Penne Nere, cadono calcinacci, la gente esce in strada, non si registrano feriti. Basket, la De Longhi vista la vittoria di Parfedì e si aggiudica anche gara 2 dei playoff contro Capodorlando. Lunedì in Sicilia i ragazzi di coach Minetti potrebbero conquistare la massima serie. Per la sua 14ª edizione Griglie Roventi, la sfida al barbecue si veste di rosa, parte del ricavato sarà versato alla Lega per la lotta contro i tumori, appuntamento a Jesolo in luglio. Sarà un fine settimana con temperature ben al di sopra della media, quello che sta per arrivare, le previsioni annunciano caldo e affa da piena estate. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano la cronaca a partire dalla notte di paura vissuta a Villorba. Residenti svegliati da alcuni colpi di arma da fuoco. Una donna di 49 anni è rimasta ferita ad una gamba, forse un regolamento di conti tra clan di nomadi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura. Un agguato in piena regola è accaduto la notte scorsa a Villorba. Da un'auto in corsa sono stati esplosi almeno 3 colpi di pistola contro un camper di nomadi parcheggiato in un'area privata lungo viale 4 novembre all'incrocio con via Rocchette. Tutto è accaduto intorno all'1:15. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito gli spari ed hanno subito allertato il 113. Immediatamente è stata inviata sul posto una volante. All'interno del mezzo colpito dai proiettili una coppia di nomadi, entrambi 49enni con precedenti di polizia. La donna è stata raggiunta da un colpo alla gamba. Il marito ha così caricato la moglie sull'auto e si è diretto verso l'ospedale, da dove era stata già fatta partire un'ambulanza. All'altezza dell'ippodromo Sant'Artemio l'uomo ha intercettato il mezzo del SUEM. I sanitari hanno così caricato la 49enne prestandole le prime cure. La donna è stata ricoverata al Cafoncello ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo una volante si è diretta sul posto dell'agguato, illesi tutti gli altri occupanti di un'altra roulotte parcheggiata vicino a quella presa di mira, tra cui il figlio 20enne della donna rimasta ferita. Preoccupato per l'accaduto il sindaco di Villorba Marco Serena. La sicurezza dei cittadini, ha spiegato, è sempre in primo piano nel nostro comune, poi ha aggiunto. Io so che le forze dell'ordine, unitamente alla nostra polizia locale, monitorano il territorio comunale e quindi non c'è nessun allarme di natura sociale. Sono episodi che non si vorrebbe non succedessero mai. Detto questo, per gli approfondimenti del caso chiedo alla prefetto di Treviso di convocare un comitato sulla sicurezza pubblica con urgenza. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. La polizia scientifica avrebbe già repertato alcuni bossoli e altro materiale utile alle indagini. Non solo, ma saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo gli investigatori stanno scavando nel passato degli occupanti del campo nomadi, quasi tutti pregiudicati, per accertare quali siano state le motivazioni che hanno armato i responsabili. Oggi l'addio a Giuseppina Lobrutto, la 62enne, morta venerdì notte nello schianto contro un'auto condotta da un 22enne di Quinto che, secondo quanto dichiarato dalla fidanzata agli inquirenti, avrebbe sterzato volontariamente per mettere fine alla propria vita e a quella dell'ex fidanzata, non rassegnandosi alla fine della loro storia. Strazianti nella sala del commiato di Santa Bona le parole del marito di Giuseppina che quella notte viaggiava al suo fianco. La sala del commiato di Santa Bona non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppina Lobrutto, che hanno voluto stringersi intorno al marito Flavio, lui che quella maledetta notte era seduto accanto alla moglie prima del tragico schianto a Povegliano. L'uomo, fino a ieri in ospedale per le ferite riportate, mostra evidenti i segni dell'incidente. Non vuole la sedia a rotelle quando scende dall'auto, aiutato dai familiari entra nella sala a piedi. È lui a parlare per primo, nelle parole pronunciate a fatica l'amore per la sua Giusy.
Chi mi conosce, dice, sa come mi infastidiscano certe cose, come lei riuscisse a farmele sopportare, e adesso credo che senza di lei non potrò farlo. Me ne vorrei andare, vorrei chiudere gli occhi, non pensarci più. Lei prima era con me e un attimo dopo non c'era più. La mia anima e il mio cuore mi sono stati strappati via, continua Flavio. Io non sono più quello che conoscevate e non potrò più esserlo. Se fosse sentito, senza sentire il suo percorso, la sua parlata, senza vedere la sua visione. Era l'amore della mia vita, stavamo insieme da quando eravamo bambini, continua sempre il marito di Giuseppina. Gli amici mi hanno fatto promettere di tenere duro per lei, perché abbia giustizia, ce la metterò tutta. Mettercela tutta, perché lei non abbia giustizia, perché queste cose non devono più accadere, perché delle persone così non devono più andarsene in questa maniera orribile, che non so fino a quando potrò resistere, perché senza di lei per la vita è veramente finito. Dopo il discorso del marito si alternano interventi di amici e familiari, intervallate dalle canzoni che Giuseppina amava, come Mediterraneo, di Mango, Insieme a te non ci sto più, di Caterina Caselli. Nelle parole dei presenti, frammenti di vita condivisi con Giuseppina, descritta come una donna piena di vita, sempre disponibile con il sorriso sulle labbra, pronta a cucinare qualche prelibatezza o a cucire un vestito da carnevale per i nipotini. Un'amica ricorda la sua battaglia contro il cancro affrontata senza mai lamentarsi fino a vincerla, e poi quell'amore profondo che la univa al compagno di una vita. Giuseppina non è morta una coppia, dice, e un altro amico aggiunge che il sacrificio di Giusy sia da monito soprattutto per i giovani, per capire il valore della vita. Le ultime parole sono quelle del marito Flavio: è stato bello stare con voi oggi, ma questo non doveva succedere. Nasce a Treviso la sanità integrativa per pensionati e freelance, prima esperienza in Italia maturata dalla CISL. A Treviso e Belluno, prima esperienza in Italia di sanità integrativa per pensionati e partite IVA. Accordo raggiunto dopo una lunga trattativa con 2 gruppi assicurativi che garantiranno ai redditi medio-bassi welfare a costi accessibili. Si tratta di soggetti scarsamente tutelati, con esigenze differenti alle quali si cerca di dare una risposta. I lavoratori autonomi, i nuovi freelance, cosiddetti, tutte quelle partite IVA che ovviamente adesso si trovano e si prestano a fare quei nuovi lavori che non hanno nessun tipo di copertura se non quella data dallo Stato, e dall'altra parte, molto importante invece, per i pensionati. Per loro abbiamo pensato anche un prodotto assolutamente innovativo, che è un'indennità per la non autosufficienza. Pertanto riteniamo che la contrattazione collettiva calata su situazioni individuali sia una modalità innovativa e tutta da sperimentare. Non c'è contraddizione tra l'ottimo livello di sanità pubblica del Veneto e la percentuale di prestazioni che i cittadini richiedono privatamente, circa il 3,7%. Per i pensionati e i lavoratori autonomi il fondo prevede una contribuzione con tariffe agevolate ed è detraibile fiscalmente fino a 1.300 euro. Ai pensionati garantisce un supporto in caso di non autosufficienza, ma anche, ed è una grande novità, la copertura assicurativa fino agli 85 anni. Inevitabilmente bisogna pensare anche a strumenti sociali che possano accompagnare questo percorso di vita più lungo e che quindi richiede anche maggiori bisogni assistenziali. Alta adesione anche dalla Marca e dal Veneto oggi per lo sciopero generale dei metalmeccanici a Milano, ma anche a Firenze e Napoli, sciopero indetto unitariamente dalle principali sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Terminano così le mobilitazioni di settore, mentre per il 22 giugno è prevista una manifestazione nazionale a Reggio Calabria in cui si ribadirà l'esigenza di un dialogo con il governo in vista della manovra finanziaria di settembre. Anche il sindacato esprime timori per una nuova tassazione e chiede che il lavoro venga rimesso al centro della discussione politica. Torniamo alla cronaca, bimba dimenticata, bimba di appena 3 anni, dimenticata sullo scuolabus. È successo a Montebelluna, la piccola fortunatamente sta bene, è stata avviata un'indagine.
Bimba di 3 anni diretta alla scuola materna parrocchiale di Contea, dimenticata sullo scuolabus. L'incredibile episodio ieri mattina a Montebelluna, solo dopo mezz'ora che il mezzo era stato parcheggiato in via Canova e chiuso, una passante si è accorta della piccola all'interno del bus e ha dato l'allarme. Una catena di coincidenze ha fatto sì che nessuno, né l'autista né il nonno vigile che accompagna i piccoli, si accorgesse della bambina che, probabilmente addormentata su un sedile, è rimasta a bordo del pulmino, e nessuno si era nemmeno accorto della sua assenza all'asilo, non essendoci la solita maestra ad accogliere i piccoli. Quando è scattato l'allarme sono intervenuti i vigili urbani che, rintracciato l'autista, gli hanno fatto aprire lo scuolabus per far scendere la piccola. Inevitabile l'avvio di un'indagine da parte dei vigili con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Di notizia che riempie di sgomento e angoscia ha parlato il sindaco Marzio Favero, stigmatizzando l'episodio. Favero si è scusato con il papà della bimba, che fortunatamente sta bene. Il sindaco ha anche pubblicamente ringraziato la cittadina che, accortasi di quanto stava succedendo, ha subito allertato chi di dovere. Le analisi dell'ARPAV non hanno evidenziato criticità ambientali dopo l'incendio di ieri sera in un'auto rimessa. Ho fatto tutto quello che era possibile. Queste le parole del titolare dell'autorimessa Zanini ai confini da Treviso e Silea. Non se la sente di parlare ai microfoni, ancora profondamente scosso per quanto successo ieri sera. Era proprio lui al lavoro in quest'area dove ora si vedono i segni dell'incendio. Stava rimuovendo alcune componenti da uno dei mezzi pesanti utilizzando questa fiamma ossidrica quando una scintilla ha intaccato la parte interna di tessuto della cabina. Ben presto si sono sprigionate le fiamme. Il titolare ha immediatamente tentato di spegnere il rogo utilizzando 2 grossi estintori, ma l'incendio si è presto propagato anche alle altre cabine. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV che hanno effettuato dei prelievi di aria nella zona interessata e nelle vicinanze. I primi risultati delle analisi, si legge in una nota, non evidenziano criticità ambientali. Le acque di spegnimento sono state contenute per il successivo smaltimento. Anche stamattina i tecnici ARPAV sono tornati per ulteriori verifiche. Resta da quantificare l'ammontare dei danni. Nell'area interessata di 100 metri quadri restano le 5 cabine completamente bruciate, un ragno utilizzato per la rimozione dei componenti e un cassone frigorifero per camion. È stato l'incendio di questo a provocare la densa nube nera visibile da diversi chilometri di distanza e che ha creato preoccupazione tra i cittadini. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, torniamo a parlare della chiusura lunedì prossimo del punto nascite di Vittorio Veneto fino ad ottobre, una decisione che accende le polemiche. Sono stati organizzati incontri e sono stati affissi cartelli per avvisare le pazienti che da lunedì 17 giugno il punto nascita dell'ospedale di Vittorio Veneto sarà chiuso fino al 1° ottobre. Si farà il possibile, spiega il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, per ridurre al minimo i disagi. Le persone che arriveranno magari perché non sono state informate a Vittorio Veneto saranno portate da noi a Conegliano e comunque il punto nascita di Conegliano sarà efficiente ed efficace come sempre. La decisione di chiudere il reparto è dovuta a 2 motivi che vanno a beneficio, spiega Benazzi, dell'ospedale di Vittorio Veneto. Stiamo facendo i lavori per l'antisismica, quindi 5 milioni e mezzo di lavori, e dobbiamo ovviamente entrare anche nel reparto di ostetricia e ginecologia, visto che chiudiamo per questo motivo, utilizziamo l'ostetricia e ginecologia per spostare poi nel secondo o terzo mese pazienti che sono in otorino e abbiamo purtroppo delle stanze senza bagno interno. Stiamo quindi lavorando, faremo i bagni per fare in modo che ci siano stanze a 2 posti con bagno. Una decisione che però fa discutere e che non convince i sindacati. La chiusura del punto di nascita di Vittorio Veneto non è una novità, nel senso che sono anni che viene chiuso. Già l'anno scorso il direttore aveva giustificato la chiusura, se andiamo a memoria,
adducendo ragioni legate a lavori di ristrutturazione messa a norma. Ci sono decreti ministeriali, spiega Bernini, che indicano linee guida che prevedono che punti nascita al di sotto di un certo numero di parti all'anno vadano rivisti e vadano chiusi. Vittorio Veneto, come altri punti nascita, rientra tra quelli che non hanno le caratteristiche per continuare ad esercitare, e crediamo che la Regione debba sciogliere ogni ambiguità e farebbe bene a questo punto, anziché fare operazioni di chiusura temporanea anche di 4 mesi come avverrà quest'anno e come è avvenuto l'anno scorso, di una discussione seria con gli amministratori locali e la popolazione. E adesso andiamo a Tolmezzo, alla caserma Cadore, dove ci sono per noi Paolo Botero e Lucio Zanato che ci raccontano del via della 3 giorni del raduno Triveneto degli Alpini, ma ci parlerà Lucio Zanato anche della forte scossa di terremoto che anche loro hanno avvertito e che ha causato preoccupazione tra i cittadini e tra le penne nere a Tolmezzo. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera Treviso, guardate la scritta, il Conegliano, perché noi siamo all'interno della caserma Cantore. Chiedo a Fabio Verini di aprire per far vedere questa caserma. Ci sono generazioni di trevigiani che hanno dormito, hanno vissuto questo periodo militare, hanno vissuto la loro naia proprio all'interno di queste stanze, e grazie agli alpini della sezione Carnica questa caserma per questi 3 giorni sarà aperta, quindi visitabile. Buonasera a tutti voi, siamo qui già in piena festa. Guardate quanta gente, guardate cosa è già arrivato, guardate gli alpini di Montebelluna, di Biadene, che hanno già pacificamente occupato questa caserma, perché molti di loro veramente hanno vissuto la loro giovinezza. Partiamo però da chi in questo momento sta già brindando. Allora guardate, meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora. Sigiri, grazie, tutti eroi o il Piave o tutti accoppati, e questo già dà il senso di quella che è questa donata Triveneta degli Alpini. Molti stanno già cenando perché questo è il momento dell'arancio. Allora facciamo così, siccome poi ho 2 o 3 cose da farvi vedere, partiamo subito invece con l'altra notizia di oggi. Alle 15:50 c'è stata una forte scossa del terremoto, 4 gradi della scala Richter, l'abbiamo sentita veramente tutti, compreso il nostro Fabio Verini, che subito è saltato naturalmente camera in spalla e ha cominciato a fare delle immagini. Abbiamo registrato anche alcune testimonianze, vediamo il servizio che abbiamo preparato per voi. Parte con la scossa la donata Triveneta degli Alpini di Tolmezzo. Il sisma, valutato dal 4° grado della scala Richter, è durato pochi ma intensi secondi. Alle 15:50 la terra ha tremato, sorprendendo tutti, ma non le strutture, che dopo la devastazione del 6 maggio del 1976 sono tutte antisismiche. E sono bastati pochi secondi per risvegliare tra la gente di Tolmezzo il ricordo di oltre 40 anni fa. Adesso siete uscite tutte per il terremoto? Certo! Ma cosa avete sentito? Per me era sussultorio, anche abbastanza forte. Stavamo preparando dolci per la festa degli Alpini. Stavamo lavorando e lui è arrivato. Ci siamo abbracciati e poi abbiamo detto, scendiamo 15 minuti. E allora aspettiamo che passino i 15 minuti e torniamo su a lavorare. Prendiamo fiato. Così. Come c'è stato un attimo? Panico sì, sul momento, perché uno non sa come comportarsi, lì rimane bloccato, ma poi la paura ti fa scappare per forza. I ricordi riaffiorano. Sì. Residenti che comunque non si abituano alla terra che trema, ma soprattutto tanti alpini che con le famiglie sono arrivati per la 3 giorni alpina. Da dove venite? Da Treviso. Sentito il terremoto? Sì, infatti 5 minuti fa, 10, mamma mia, è la prima volta che sento un terremoto. Con uno scoppio è una cosa incredibile, veramente. E la gente qua ha più paura, veramente. Sì. Però c'è una differenza rispetto al 76, qua è tutto antisismico. No, non ho sentito anche quelle, perché non ero qua a fare ero a Tai. Però come la prima volta sentendo lo scoppio mi sembrava che fosse magari, non so, un camion che avesse battuto su un muro o qualcosa, veramente sono stato un po' impressionato. Un sisma che non ha fatto danni e che non ha rovinato la festa, semmai ha ricordato come proprio gli alpini siano stati anche qui i primi a portare soccorso alla popolazione.
Bene, allora riprendiamo perché qui abbiamo molte cose da raccontarvi, chiederò qualche minuto in più. Allora cominciamo con chi all'interno di questa caserma è tornato appositamente per tornare a dormire e a rivivere. Lei in questa caserma ci è venuto quanti anni fa? Nel 72-73, anzi anche 74, 73-74. La stanno guardando a casa? Mi stanno guardando. Allora, lei è venuto a dormire qui nel 74, cosa ha provato tornando dentro oggi? Una grande emozione, prima di tutto perché si ringiovanisce, la seconda cosa vedere gli ambienti dove hai passato un anno con tanta gente che non hai conosciuto è una cosa che rimane nel cuore veramente. Grazie, invece poi vi voglio raccontare di quella che si dice una carambata, perché la signora è di Cavazzo Carnico, giusto? E loro sono degli alpini che andavano a Cavazzo Carnico al bar dove c'era questa signorina quanti anni fa? 43 anni fa. E voi vi siete ritrovati qua? Eh sì, dopo 43 anni. Dica la verità, la sua fortuna l'hanno fatta gli alpini un po', giusto? Certamente. Perché, lo dica in televisione? Perché se adesso siamo proprietari di una pizzeria lo dobbiamo soprattutto alla caserma Bernardini di Cavazzo e ai loro alpini. Voi cosa avete provato a rientrare in questa caserma ma soprattutto a ritrovare questa persona? Tanto piacere a trovare gli amici, anche lei e tutto l'ambiente lasciato tanti anni fa. Vi sentite più vecchi o più bocce tornando qua dentro? Giovanissimo. E allora adesso vi faccio vedere, però non lo mettiamo in moto perché è bellissimo da vedere, però lo teniamo silenziato perché abbiamo un po' di cose da farvi vedere. Quello è un tipico biroccio. Perché lo fa? No, sarebbe un sidecar, è un misto tra un sidecar americano, tedesco, è un misto, è venuto fuori un misto. La gente si diverte, io mi diverto. E va bene così. E l'allegria degli alpini, lo spirito alpino. Grazie, ancora un attimo per farvi vedere questa CM50, no, cos'è? R51. Esatto, AR51. Paiola del servizio 51. Esatto, mentre poi abbiamo una R76 dall'altra parte e poi qui abbiamo una scultura, insomma avete visto, io so che non ho più tempo per cui devo ridare la linea alla nostra Francesca Bozza, però avete già visto che qui la festa è già iniziata. L'ultima cosa vi voglio far vedere questa perché ce l'hanno regalata a noi del gruppo Media Nord-Est, gli alpini di Treviso, è la gavetta ed è il simbolo che ci hanno passato per ricordare poi in futuro questa donata triveneta degli alpini. Vi aspetto questa sera prima con 20:10 e successivamente poi con uno speciale ring su Antenna 3 per vivere insieme la prima serata della triveneta alpini. A te Francesca. Grazie a Lucio Zanato, grazie a Fabio Verin per questo reportage da Tolmezzo. Siamo allo sport basket, al nuovo successo di Treviso in gara 2 contro Capo d'Orlando. Era importante il punto, adesso siamo 2-0, ma adesso non c'è tempo neanche un secondo di pensare a questa partita e bisogna cominciare a preparare già la prossima. Tiene i piedi ben saldi a terra Max Menetti, ma i numeri di gara 2 autorizzano a prendere il volo con la fantasia e a sognare la Serie A1. L'Orlandina non riesce a ribaltare la sconfitta dell'esordio, 18 i punti di distacco martedì sera, addirittura 26 ieri, 82-56 il risultato finale del match con la De Longhi che non si è seduta dopo il successo di gara 1, anzi. Non era scontato ripetere il livello di energia, di concentrazione e di intensità che avevamo avuto in gara 1, di sicuro c'è stato un grande sforzo da parte della squadra a farlo, ci sono anche state sbavature che sicuramente dobbiamo aggiustare in funzione di gara 3 della prossima partita, però al di là anche di un ambiente stupendo che ci ha dato grande energia, che si è sforzato di combattere, di giocare di darci energia durante la partita, oggettivamente abbiamo fatto un buon lavoro. Io vorrei ripartire da una cattiveria assolutamente differente da quella che abbiamo avuto oggi, che forse è durata per 3-4 minuti, troppo facile sciogliersi alla prima difficoltà. Ma credo che la responsabilità sia mia, di non essere riuscito a trasmettere la difficoltà di una partita come questa, come quella di gara 1. Lunedì a Capodorlando i biancocelesti si giocano il match point per l'accesso alla 1. Menetti non pensa alla voglia di rivincita degli avversari alla trasferta, ma concentra tutta l'attenzione sul gruppo. Noi siamo su noi stessi, attraverso il rispetto degli avversari, è ovvio che ci prepariamo sulla forza anche dell'altra finalista, ma vogliamo stare assolutamente concentrati sulla partita, sulle cose che dobbiamo fare in campo. Torna l'appuntamento dell'estate con Griglie Roventi.
La 14ª edizione di Griglie Roventi si veste di rosa. Pink Edition il 20 luglio in piazza Torino per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Parte del ricavato sarà infatti devoluta all'attività dell'associazione e alla ricerca. È un connubio molto interessante, vuol dire che il messaggio della LILT, prevenire vivere, che la conoscenza aiuta, può passare questo messaggio anche attraverso iniziative e situazioni ludiche, come in questo caso, di simpatia, di bella compagnia. Quindi un grazie particolare e speciale agli organizzatori di Griglie Roventi, perché portano avanti il nostro messaggio anche attraverso iniziative di questo genere. Il campionato di barbecue più grande d'Europa declinato al femminile, anche se la presidente della giuria, la food blogger Angela Maci, mette i puntini sulle i. Devo dire che la griglia è uomo, Dopo tanti anni di Griglie Roventi devo dire che è più uomo che donna, però ce ne sono sempre di più, ogni anno sono sempre più partecipi e secondo me quest'anno ancora di più con la Pink Edition, anche perché per loro c'è qualcosa in riservo. 14ª edizione, quella curata da Idee Europee, che, dice il responsabile Pier Giorgio Paladin, raccoglie di anno in anno un'adesione sempre più ampia. 200 i maghi della griglia in gara, 100 coppie che cercheranno di superare il livello e, perché no, anche le curiosità della scorsa edizione, come gli insetti grigliati. Iscrizioni dal 17 giugno, per Jesolo un evento che si rinnova e si arricchisce. Siamo molto contenti perché comunque l'idea del barbecue si sposa molto bene con l'idea del mare, quindi con la nostra spiaggia. Ci aspettiamo come sempre tanta ottima carne e soprattutto tanto divertimento, perché i concorrenti ogni anno ci stupiscono in positivo e non vedo l'ora di vedere appunto questa Pink Edition cosa ci svelerà. E adesso il generale Giancarlo Iannicelli ci dice che tempo dobbiamo aspettarci per questo fine settimana alle porte. Domina questo periodo l'anticiclone delle Azzorre, quindi è presto detto un fine settimana di tipo estivo, quindi con cielo in prevalenza sereno. Le perturbazioni non scorrono alte sui rilievi e lì danno qualche po' di stabilità, ma nulla di più. Quindi cielo sereno, come dicevamo, per sabato e per domenica, il pomeriggio qualche cumulo, ma questa è una caratteristica anche dell'estate, senza fenomeni. È una situazione di stabilità che probabilmente ci accompagnerà per gran parte anche della prossima settimana. I venti sono deboli e questo quasi inesistenti, un po' di brezza sulle coste. Questo sta favorendo e favorisce un aumento sensibile dell'umidità e quindi abbiamo un tipo di tempo che poi diventa fastidioso proprio per la forte presenza di vapore sospesa nell'aria. Temperature comunque minime, 20 gradi, 21 gradi, che sono molto alte, ma soprattutto le massime che superano abbondantemente i 30 gradi, quindi sono, ripeto, molto molto alte. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. Vi lascio a 20:10 e poi a seguire la puntata speciale di Ring, entrambe interamente dedicate al raduno triveneto degli alpini di Tolmezzo, con collegamenti ed interviste. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, l'alta pressione ci regalerà una giornata di sole, ma vediamo il dettaglio di sabato 15 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime roventi tra 28 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno al massimo velato, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il tempo sarà asciutto e stabile ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane non si esclude qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.
Cronus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.